Licenziato dalla Commissione Cultura del Consiglio regionale, sta per arrivare in aula il disegno di legge regionale Interventi per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto. Il testo, spiega Daniele Stival, che sarà relatore della legge, prevede un fondo regionale di 650.000 euro per il 2009 e di 750.000 per il 2010 per incentivare la produzione cinematografica localizzata in Veneto, facendo conoscere in Italia e all'estero le opportunità e i servizi che il territorio offre alle case di produzione. Altri 150.000 euro serviranno per l'attività dell'esistente Mediateca regionale e un ulteriore finanziamento di 250.000 euro è infine previsto per la promozione della cultura cinematografica e il sostegno ai circuiti del cinema di qualità. La legge si propone inoltre di programmare una più razionale distribuzione nel territorio delle sale cinematografiche, incentivando le ristrutturazioni e gli ampliamenti di quelle già in attività.